Uscendo di casa, quei 100 metri che mi separano dal luogo di lavoro non sono quei 100 metri che mi separavano dall'ufficio della mia ex società petrolifera. Qui si ha tempo intanto di camminare, salutare qualche persona in quei 100 metri, c'è una cappelletta di famiglia lungo la strada, uno si sofferma per una preghierina, poi mentre sale così uno sguardo alla natura, al paese, perché dominiamo un po' sulla parte storica e antica del paese. E dopodiché il tempo di aprire, nel frattempo capita sempre qualche amico di passaggio, qualche signore, si chiacchiera e poi, quindi ecco, c'è questo aspetto umano che sicuramente non si può apprezzare nei lavori frenetici di oggi. Questo mestiere mi affascinava molto. Chiaramente sapevo a cosa andavo incontro. Da un funzionario di una multinazionale petrolifera in carriera, questo mestiere abbandonato, controcorrente, economicamente sapevo a cosa sarei andato incontro, ma c'era questo fascino bellissimo ed è stata forse la molla che mi ha spinto a lottare e a combattere. Il mugnaio è il mestiere per eccellenza tra i mestieri antichi e artigianali, quello che mi affascinava di più. Sentivo anche dei racconti molto belli anche da parte dei vecchi mugnai del luogo e c'è sempre quest'alone, la gente, ecco, purtroppo si è perso questo aspetto bellissimo in cui la gente produceva il grano improprio e chi non andava al mulino rischiava di non sfamare la famiglia. Quindi la gente che faceva la fila di notte, ed era bello, ti raccontavano tantissimi aneddoti meravigliosi di ragazzine, di ragazzini che prendevano il posto per il papà e la mamma che dovevano poi la mattina andare a macinare, e questo proprio rientrava quasi in un mondo di fiaba. Quella sciarpa di lana pecorina penzolava giù dall'attaccapanni di leccio stagionato, con tutto il sudore di talco mascolino mescolato a stille profumate di umettato madore, tanto che col suo scorrere pigro e infingardo, eruttante come lava ignea a guisa di lapilli, ne impregnava persino ogni remota fibra, quatta tra le recondite e placide cellule del suo martoriato corpo. Sicuramente è impregnato di farina questo romanzo. Noi utilizziamo soltanto ed esclusivamente grano duro siciliano. Uno, perché è considerato in assoluto il migliore al mondo come grano, e poi perché ha delle qualità
incredibili, ha delle proprietà eccezionali. Quindi è la soddisfazione non solo di lavorare, ma anche quello di produrre qualcosa che possa essere benefico. La Sicilia era terra di mulini, ecco perché sono nate tantissime leggende, tantissime storie sui mulinai, perché non c'era una vallata, non c'era un luogo di Sicilia ricca di grano e di frumento che non avesse il suo bel mulino. Qui addirittura nella nostra vallata c'erano 7 mulini a pietra. Questo è un mulino del 700 e nel momento in cui inizi a macinare sono inondato letteralmente di farina. Certo, dopo 22 anni di durissima battaglia per portare avanti questo mestiere, ecco, il sogno in assoluto sarebbe quello di riuscire a trovare qualcuno, qualche giovane, che continuasse un giorno questo mestiere.